Un pullman brandizzato con i luoghi istituzionali è assostato stamani presso la questura di Agrigento in piazza Vittorio Emanuele. Qualificati operatori della polizia postale hanno incontrato studenti, insegnanti di scuole di primo e secondo grado, famiglie e visitatori, illustrando loro le principali insidie del web, effettuando un'opera di sensibilizzazione e prevenzione dei pericoli connessi all'utilizzazione della rete internet e di stare sempre guardinghi verso probabili truffe. Cerchiamo di promuovere la sicurezza informatica e l'uso consapevole degli strumenti informatici messi a disposizione ai giovani e anche ai meno giovani ovviamente. Ecco, l'utenza a chi è destinato? Abbiamo visto che ci sono diversi ragazzi, le scuole, le associazioni. Sono ragazzi di scuola superiore principalmente, ma anche un po' più piccoli. Ovviamente tendiamo a considerare i millennials quali destinatari di questi messaggi che cerchiamo di comunicare. Ecco, oggi i reati informatici sono purtroppo in continuo aumento. Il vostro contrasto, la vostra azione quotidiana in cosa consiste, comandante? Soprattutto la nostra azione è di carattere preventivo e cerchiamo di implementare quanto è possibile abbia un impatto sul piano culturale, perché un'azione repressiva ovviamente per noi è una sconfitta. Cerchiamo di utilizzare degli strumenti che consentano di evitare che si pregiudichi la sicurezza dei ragazzi. Ecco, questo poi ecco, anche perché i ragazzi oggi usano moltissimo i social e ci sono tante fake news, tante notizie false. Assolutamente sì, diciamo, questo è un ambito diverso, Però voi risalite a eventuali mittenti, insomma. Ovviamente abbiamo delle armi a nostra disposizione e, come dicevo, cerchiamo principalmente di agire d'anticipo. Ecco, una raccomandazione che vogliamo fare magari agli utenti più giovani che arriva da parte degli esponenti dello Stato? Di essere curiosi, di rallentare un po' anche le loro azioni, di cercare di utilizzare un po' il ragionamento nell'uso di strumenti che al giorno d'oggi vengono utilizzati in maniera un po' distorta. Quindi fare molta attenzione. Assolutamente sì, cercare di essere un po' più riflessivi.